E ora qualche consiglio di buona lettura da Silvia Mazzetti. A 20 anni dal Vangelo secondo Gesù Cristo, José Saramago torna con questo libro intitolato Caino e il protagonista è proprio lui, racconta la storia ovviamente dai suoi punti di vista, dai suoi occhi. Racconta il rapporto tra Azaele ed Eva, racconta l'uccisione del fratello Abele e il successivo dialogo con Dio. Insomma, José Saramago in questo libro torna a parlare di religione, lui che è apertamente e ufficialmente non credente, vuole dire la sua, il suo giudizio sulla religione, che cosa ne pensa. E in questo libro afferma come la storia degli uomini in realtà sia caratterizzata da continui fraintendimenti con Dio. Questo è Caino, José Saramago. Il prossimo libro di cui parliamo è questo di Herta Müller intitolato L'altalena del respiro. Lei tratta un tema delicato in questo libro, un tema delicato e importante, quello della deportazione. Il libro è il risultato della compilazione di ore e ore di manoscritti di conversazione col suo mentore, il poeta Oscar Pastior, scomparso nel 2006. Proprio lui fu mandato nel 1945 a trascorrere una parte della sua vita nei lager russi. Questo perché la Romania durante la seconda guerra mondiale appoggiò Hitler, ma quando decise di ritirarsi dall'alleanza tedesca fu costretta a pagare alla Russia una sorta di tributo, e cioè contribuire a ricostruire l'economia sovietica. È un libro molto importante, denso di particolari e di dettagli, perché Herta Müller si è servita dei racconti di ex detenuti, così come i racconti della madre che ha trascorso 5 anni della sua vita in questi lager. Un libro intenso e importante. Questo è L'altalena del respiro di Herta Müller. Il titolo allude alla credenza popolare secondo la quale se si mangiano troppe prugne verdi si muore di febbre. La storia è sviluppata ancora una volta in Romania, stavolta però negli anni '80, in cui il paese è sotto la dittatura di Ceausescu. Ceausescu che ha seminato terrore, paura, delusione nel paese, e gli abitanti spesso tradiscono il prossimo pur di diventare complici del potere. Tra le pagine scorre terrore, paura, tensione, ansia per quello che sta succedendo. Ed è bravissima Herta Müller a riempire le pagine di dettagli raccapriccianti, dettagli paurosi, tanto da far rivivere nella mente del lettore quei momenti. Questo è Il paese delle prugne verdi, sempre di Herta Müller. Anche per oggi la nostra puntata termina qui, noi vi aspettiamo come sempre la prossima settimana il venerdì alle 20:30 su Teletutto. Grazie per essere stati con noi.